Eccoci insieme, cari telespettatori, nuovamente per affrontare un'altra parte della nostra trasmissione e, come vi avevo preannunciato, è anche molto importante e interessante. Parliamo di riforma della disabilità. È passato il 1° marzo, c'è qualcosa di importante, c'è una sperimentazione che si estende, è significativo che voi ci ascoltiate perché è complicato, è vero, sentirlo, poi se uno non vede step by step gli viene l'ansia, però c'è chi può dare una mano in questo e noi, supportati dall'FNP CISL nelle sue declinazioni, cercheremo di darvi la chiave di lettura per poter fare tutte le pratiche che sono necessarie quando c'è una persona che ha delle disabilità e per capire anche quali sono le disabilità che danno poi determinati diritti. Per parlare di questo abbiamo il piacere di riavere qui con noi in studio Francesco Bisognano, ben ritrovato, del Dipartimento Previdenza dell'FNP CISL del Veneto, e ben arrivato, ben ritrovato anche Jacopo Arca, responsabile INAS CISL Veneto, ed è l'INAS CISL Veneto che è l'ufficio preposto per risolvere, che poi ci risolverà o risolverà chi ha bisogno di tanti problemi. Allora, prima di andare a vedere nel concreto le varie step by step, mi vorrei chiedere un po' a lei, presupposto, cosa è successo? Cosa devono stare attenti i nostri telespettatori che hanno delle persone vicine con una disabilità o esse stesse hanno delle problematiche, e quali sono le problematiche che possono dare adito a? A seguito di quelle che sono state le riforme soprattutto dettate dai finanziamenti del PNRR che sono arrivati in Italia, anche noi nella nostra nazione ci stiamo aggiornando rispetto a quello che può essere la cura delle persone che hanno un certo tipo di situazione disagiata. Per cui a partire dal 2025 in alcune province sul territorio italiano è iniziata una sperimentazione di una nuova modalità di accertamento per quanto riguarda la disabilità. Sono partite queste province nel 2025, in Veneto è partita Vicenza ad ottobre 2025 come sede della regione che ha cominciato a fare la sperimentazione. Da marzo sono partite in regione Venezia, Verona e Treviso. Restano attualmente fuori Padova, Belluno e Rovigo, che cominceranno questa nuova attività a partire dal 1° gennaio 2027, in cui la riforma dovrebbe diventare non più sperimentale ma essere attuata in tutte le province d'Italia. Il principale canale con cui questa riforma troverà attuazione è il fatto che l'INPS diventerà il soggetto unico di accertamento della disabilità di questa nuova condizione in tutto il territorio nazionale. Non ci sarà più attualmente il tramite delle ASL come invece avviene oggi a macchia di leopardo sul territorio italiano. Per voi, questa è una domanda un po' più politica, meglio o peggio? Per noi è meglio se tutto va a buon fine, cioè se tutta la struttura organizzativa si adegua a questa necessità, soprattutto perché è un qualcosa che è utile alle persone che oggi invece erano sballottate da una parte all'altra prima di riuscire a trovare sostanza per quello che era il problema che loro presentavano. Allora, la procedura abbiamo visto, bisogna stare attenti adesso che ad alcune città, Vicenza già ce l'ha. Vicenza da ottobre. Vicenza è tutto il territorio provinciale? Sì. E quindi le persone che si trovano nel territorio provinciale di Vicenza, qualora incappassero in questa non certo felice situazione, devono ascoltarci perché questa è la nuova procedura. Okay, quindi ma non solo Vicenza, adesso il 1° marzo abbiamo Verona, Treviso ecco, queste altre 3 città. Allora, spieghiamo che cosa succede, cosa cambia e quali sono le disabilità, poi questa è l'altra cosa fondamentale. Allora, tutte le disabilità, dalla nascita a fine vita, tutte le disabilità oggi verranno gestite dall'INPS. Quindi giovani, meno giovani, cecità, sordità, 104, tutto quello che è comunque una condizione di vita in cui uno trova una persona con disabilità, la persona dal momento in cui nasce fino a fine vita. In questo momento questa è la sperimentazione che ne entra in atto. Cosa succede? Mentre prima una persona che aveva bisogno di avere certificata questa disabilità doveva andare dal medico, farsi fare il certificato medico, poi inoltrarlo
all'INPS tramite il patronato, allegare tutta la documentazione, essere chiamato o dall'ASL o dall'INPS per fare la prima visita. Ricordo che in Regione Veneto solo Verona e Venezia l'accertamento era gestito dall'INPS, mentre in tutte le altre province la prima visita era gestita dall'ASL e poi successivamente si passava all'INPS, per cui c'era un'organizzazione molto frammentata e questo era un grave problema, perché comunque poteva anche determinare una disomogeneità nell'atto decisionale, nella decisione finale rispetto eventualmente a una patologia che poteva essere similare in una provincia o nell'altra. Il certificato medico invece oggi diventa la domanda, nel senso che non c'è più la burocrazia dietro all'emissione di un certificato, ma il medico nel momento in cui compila il certificato e lo inoltra all'INPS, oggi si chiama medico certificatore, quell'atto diventa la domanda e quella domanda verrà gestita direttamente dall'INPS senza più altri intermediari. Quindi medico, quale medico? Medico di medicina generale? Medico di medicina generale, medico di base o tutti quelli che medico legale, medici certificatori che ce ne sono nelle ASL, possono essere medici pediatri per quanto riguarda le specialità che riguardano la pediatria. Se il medico non vuole farlo... Ecco, se il medico non vuole farlo, il medico è obbligato a farlo perché il medico deve fare il certificato rispetto. Se il medico non vuole farlo, comunque ci si sta attrezzando e noi come organizzazione sindacale tramite l'INAS ci stiamo attrezzando anche per dare supporto in questo atto. Un atto che prima aveva un determinato costo, oggi per l'attività burocratica che c'è dietro questo atto sta assumendo dei costi anche notevoli rispetto all'utenza che si rivolge a questi medici, come abbiamo detto. Quindi vuol dire che, interrompo un attimo step by step, che il medico di medicina generale può anche chiedere lo chiedeva già prima, un corrispettivo che era, diciamo, c'era un corrispettivo che poteva andare dai 50, 60, 70, 80 euro. Oggi questo corrispettivo che viene chiesto è leggermente più elevato o anche molto più elevato dalle prime notizie che abbiamo noi, perché la burocrazia che c'è dietro quest'atto di formalizzazione della certificazione, di inoltro di questo documento che contiene tutta una serie di, chiamiamole così, notizie che devono essere inserite dentro questo certificato, fa sì che il medico può liberamente chiedere una cifra che è diversa da quello che c'era prima. Ed è per questo che, come dicevo prima, noi ci stiamo attrezzando, per cui l'INAS si sta attrezzando per andare incontro anche a questo dato economico, che è un dato economico che nella persona che ne ha più bisogno, più fragile, lì ci sono costi più alti. Esatto, assolutamente sì. Quindi vuol dire che però il cittadino, al di là di andare a fare questa visita e pagare il certificato, non deve fare altro? No, il cittadino non deve fare altro, nel senso che deve portare la sua documentazione sanitaria, deve portare tutti i dati dell'atto amministrativo che riguardano l'eventuale dato economico, qualora l'INPS decidesse di dover erogare un'indennità economica, a cui legare la sua posizione e poi tutto quello che è il resto che può andare ad ottenere dalla sanità pubblica. Perché nel momento in cui l'INPS con la sua, qui ci sono delle sigle nuove rispetto a prima, perché entrano in gioco le commissioni mediche che sono diverse da quelle che c'erano prima. Oggi ci sono, si chiamano unità di valutazione di base, dove dentro sono presiedute dall'INPS e ci sono i medici specialisti che poi determinano il risultato finale, che è la certificazione. Questa certificazione, una volta che viene fatta, e come ricordavo prima è fatta su tutto l'arco di vita della persona, poi parleremo, eventualmente accenneremo anche a quello che è l'altro pezzo della riforma, che però è stato rinviato ancora una volta ai prossimi anni, determina quello che viene definito il progetto di vita, cioè la certificazione della invalidità determina da parte dell'INPS, con un'altra commissione che si chiama unità di valutazione multidimensionale, tutte quelle che sono le necessità sanitarie per poter affrontare la vita successiva alla certificazione. Quelle necessità vengono fuori in un documento che si chiama progetto di vita e che dovrà essere gestito dalla sanità locale, dai futuri ATS, quelle che sono in corso, come devo dire, di costruzione in Veneto.
Qui sorgono dei problemi, perché oggi io faccio un qualcosa che comunque avrà dei problemi, e allora ci sono anche delle necessità organizzative, perché comunque mentre prima sul territorio veneto l'INPS era attrezzato a gestire anche le visite agli atti, significava che se io ero in grado di produrre tutta la documentazione certificativa sanitaria che viene fuori dalla struttura sanitaria regionale, in determinate condizioni l'istituto poteva determinare la valutazione e emettere la certificazione anche alla luce degli atti. La riforma dice che la visita deve essere fatta in presenza, per cui gli atti si riducono a pochi casi eccezionali che l'INPS decide di caso in caso, ma questo è un'evoluzione della discussione che c'è attorno a questa riforma, perché le sperimentazioni servono proprio a poter cambiare quelli che sono i problemi che stanno emergendo, così come l'altro problema che emerge sono le risorse, i medici, e gli assistenti sociali, tutte quelle che sono il personale che comunque deve supportare questo nuovo percorso di riforma che viene messo in atto, e questo percorso durante questa strada sta trovando delle complicazioni, e nonostante queste però abbiamo visto che nelle prime sperimentazioni, soprattutto a Vicenza, l'attività dell'INPS, riducendo i tempi della parte burocratica, ricordavo prima la domanda andava in ASL, doveva essere gestita, programmare la visita, oggi facendo tutto l'INPS nel giro di 48 ore dall'arrivo della domanda l'INPS è già in grado di programmare la visita, così i tempi si abbattono moltissimo rispetto alla certificazione, per cui questo nuovo percorso, se dovesse trovare effettiva attività, cioè realizzazione, diventerebbe un valore aggiunto un valore per le persone che hanno bisogno di avere certificato la propria condizione. Perfetto, allora passiamo adesso al ruolo appunto però prima di passare a lei, per riassumere il tutto abbiamo un servizio, allora seguiamolo insieme che fa un po' il sunto di quanto è stato detto, perché bisogna digerire questa novità, e dopo diamo la parola al nostro esperto dell'INAS. Prego. Il Veneto è al centro della sperimentazione sulla riforma della disabilità. Nella sua giornata di formazione al Novotel di Mestre, FNP CISL Veneto ha fatto il punto su questo passo fondamentale verso un sistema più inclusivo che promuova un percorso di vita autonomo e personalizzato. L'incontro Riforma della disabilità, il contributo INPS nel Veneto si inserisce in un ciclo formativo. FNP vuole che i suoi operatori siano sempre più competenti. Finora con l'invalidità civile l'accertamento della patologia sanitaria veniva fatta dalle ASL. Noi abbiamo in Veneto un'esperienza molto positiva su Verona e Venezia, perché Regione ha delegato INPS per l'accertamento sanitario. Con la riforma in tutte le province in cui verrà avviata la sperimentazione, già in essere a Vicenza e prossimamente su altre 3, Venezia, appunto Verona e Treviso, noi gestiremo tutta la fase dell'accertamento. Questa è una sfida sicuramente importante, ma ci stiamo attrezzando per gestirla bene. Per ogni riforma ci sono criticità. Da un lato c'è il personale, dobbiamo assumere delle persone, poi ci sono aspetti logistici, quindi dei lavori per ristrutturare e ampliare i centri medici legali che saranno interessati dalla sperimentazione, altri aspetti che possono essere in qualche modo critici, potevano esserlo ma non lo sono stati grazie anche al lavoro che abbiamo fatto insieme ai patronati e comunque in generale agli intermediari, è quello della certificazione introduttiva. Come detto, la riforma della disabilità vuole mettere al centro la persona, introducendo il progetto di vita personalizzato che promuova autonomia e inclusione sociale. Non solo, semplifica l'accesso ai servizi affiancando all'INPS l'accertamento sanitario iniziale, superando le vecchie procedure e i verbali frammentati. Questa riforma comunque non ha tagliato fuori i patronati, ma anzi ha rafforzato il loro ruolo, proprio perché in un momento in cui le persone non hanno informazioni specifiche, il patronato è l'elemento principale che possa dare intanto informazioni, ma soprattutto gestire l'iter della pratica, ancor più rispetto in precedenza. Noi offriamo servizi in questa partita delle disabilità molto importanti, come anche la possibilità di dare un nostro medico legale che dia la possibilità alla popolazione di presentare la domanda. Ma non solo, partendo dalla disabilità poi facciamo anche
anche un'analisi approfondita di quali sono i bisogni, le esigenze delle persone, che da un'esigenza di disabilità possono nascere anche in esigenze previdenziali, di assistenza, e non solo per la persona ma anche per i familiari. Proprio la certificazione della disabilità e il riconoscimento di un'invalidità è stato oggetto della giornata formativa. Dalla sperimentazione nel territorio, infatti, è evidente che il ruolo del sindacato e dei patronati resta fondamentale come filtro, indirizzamento e avvio pratiche, senza tralasciare l'importanza del fattore umano. Ma la giornata è stata anche l'occasione di riflettere su una criticità rilevante. Tutta quella che è il decorso della legge sugli anziani è slittata con il decreto mille proroghe di un altro anno. Cosa significa questo? Che due modelli che dovevano andare assieme, gli over 70 sulla un'autosufficienza e gli under 70, quindi con meno di 70 anni certificati con il nuovo sistema, ci troviamo di fronte a gestire due realtà completamente diverse, con una procedura che doveva essere in qualche maniera unificata, ma così bisognerà capire come questo comunque può portare nel Veneto alla definizione di percorsi che possono accontentare tutte e due le realtà, perché comunque è un problema. Allora, Jacopo Arca, mi stavo appunto chiedendo relativamente a quanto diceva la segretaria poc'anzi, quindi qua parliamo di disabilità ma non autosufficienza, no? Esatto, qua parliamo di una riforma di disabilità che è legata al momento, in questo preciso istante, al riconoscimento di una condizione. Quindi manca la parte chiaramente successiva e anche una delle parti più importanti, conoscendo anche chiaramente la popolazione italiana e quanti sono gli over 70 anche nel Veneto. Quindi manca una parte chiaramente importante. Quindi uno dice devo andare in una casa di riposo oppure devo avere un supporto economico per la non autosufficienza, non ci deve sentire, non deve ascoltare questa trasmissione. Esatto, adesso parliamo dello step precedente. Esatto, esatto, va bene, sì, perfetto. Sì. Allora, procediamo. L'intento è quello di uniformarsi a una normativa anche di carattere, a una procedura europea, giusto? Sì. Esatto. Che pone al centro la persona, i bisogni della persona, cioè cosa cambia strutturalmente? Ma allora, strutturalmente questo ribadiamo ancora il concetto che è un periodo sperimentale, per cui si sta ancora ponendo le basi per quello che poi sarà il futuro. Diciamo che oggi la partita importante l'ha in mano l'INPS, questo è un dato di fatto. È un dato di fatto perché c'è un prima e c'è un dopo. Cioè un prima post decreto legislativo e oggi ormai siamo più di 40 province all'interno di questa procedura. Io posso dire questo, che oggi è cambiato qualcosa. Ed è giusto che chi ci ascolta sappia cosa è cambiato, soprattutto nelle 4 province che venivano evidenziate prima, quindi Verona, Treviso, Venezia e Vicenza. Vicenza già dall'anno scorso, dall'ottobre del 2025, in cui una persona è in una condizione in cui ha bisogno di un riconoscimento sanitario e a volte si tramuta anche riconoscimento economico, ricordiamocelo questo, e ha necessità di inoltrare questa domanda. In pre-riforma e oggi per esempio a Padova, Belluno e Rovigo cosa si fa? Si va dal proprio medico di base, si chiede il certificato, il medico compila il certificato, questo certificato però poi rimane fermo, nel senso che per far sì che questo certificato abbia una valenza deve essere portato al patronato e far sì che un operatore del patronato inoltri questa richiesta all'INPS. Quindi c'è comunque un passaggio anche di tempistiche un po' più lungo. Che deve fare il cittadino. Che deve fare il cittadino. Il cittadino ricordiamo, può anche utilizzare lo SPID, però sappiamo bene che la normativa è anche abbastanza complicata, quindi è chiaro che il bisogno di assistenza è molto alto, soprattutto su persone che hanno delle disabilità, per cui magari hanno anche difficoltà a spostarsi da casa. Col post riforma cosa cambia? Questo certificato che si chiama introduttivo diventa anche la domanda. Quindi tecnicamente potremmo anche dire abbiamo ridotto un passaggio, cioè il medico presenta la domanda, pertanto la domanda va a buon fine. In realtà scopriamo che non è proprio così. Nel senso che è vero che l'INPS mi chiama dopo che il medico mi ha presentato il certificato e ricordiamo, non è solo il medico di base, possono essere tutti i medici che si siano certificati secondo questa normativa, per cui abbiamo anche i nostri medici legali che sono certificati per poter presentare queste domande. La domanda si presenta, l'INPS
ci chiama la persona disabile, avrà un riconoscimento sanitario con emissione di un verbale, per cui ricordiamoci che poi l'INPS emette un verbale in cui è specificata qual è la condizione. Ecco, in questo verbale cambiano già le nomenclature, mentre prima eravamo abituati ad avere una distinzione tra invalidità civile e legge 104 per esempio. Quindi un riconoscimento di status, io che sono disabile, ma anche di handicap, cioè la possibilità di avere anche degli sgravi, delle possibilità di chiedere dei permessi lavorativi o di assistenza. Questo è il pre. Nel post viene unificato tutto, quindi c'è un riconoscimento totale di disabilità. Che viene specificata in lieve, media o grave. Quindi sulla base di questi step di riconoscimento poi ci sono tutte le prestazioni o economiche o anche di assistenza, quindi la possibilità di poter chiedere i permessi di legge 104, ma anche quello che si diceva prima, la possibilità di entrare in un percorso di vita che oggi abbiamo capito che è ancora in essere, nel senso che... Però deve essere fatta la domanda, scusi se interrompo. Deve essere fatta. Cioè, dico per esempio, se nello step 2... Esatto, siamo nello step 2, allora ricordiamoci una cosa, manca ancora una parte, non basta il certificato, ma io dovrò comunicare all'INPS anche i miei dati socio-economici. E come dati socio-economici, perché questo il medico non lo può inoltrare, sono semplicemente delle condizioni anagrafiche, quindi se sono sposato o non sono sposato, se possiedo dei redditi e soprattutto se sono ricoverato presso struttura pubblica. Questi dati non vengono comunicati sul certificato, quindi comunque il cittadino dovrà comunicare all'INPS questi elementi. Come può fare il cittadino a comunicare questi elementi? E questa è la domanda fulcro, perché vi dico, all'inizio, nella prima fase sperimentale, sembrava quasi che tutto si concludesse col certificato medico, ma in realtà poi l'INPS si è resa conto che rimanevano le domande pendenti. Perché? Perché non venivano comunicati questi famosi dati socio-economici. Quindi il patronato oggi serve, forse ancor più di prima, perché si fa carico non solo della persona, ma anche di inoltrare questi dati alla persona. Scusate, non alla persona, ma all'istituto INPS. Ma quindi, mi piace capire se è così o no, rispetto a prima, se risulta che uno ha dei dati economici di un certo tipo, magari ha una buona pensione o che so io, una buona retribuzione eccetera, mentre prima non erano necessari? No, prima erano comunque necessari. Erano necessari, quindi non cambia niente economicamente. Esatto, soltanto che prima era diviso in 3 step, cioè facevo la domanda dal medico, andavo al patronato per fare la domanda, il patronato si occupava dell'inoltro della prestazione e anche dei dati socio-economici. Okay. Dopodiché l'INPS mi chiamava e poi eventualmente avrebbe erogato una prestazione. Adesso invece il medico fa la domanda amministrativa, che è il fatto sì che l'INPS mi possa chiamare a visita, diciamo così. Il patronato o la persona in questo caso dovrà comunque comunicare i dati all'INPS, perché l'INPS magari non conosce i dati della persona. Quindi bisogna andare al patronato. Quindi comunque sia non è stato disintermediata una certa gestione, ed è importante dirlo questo perché le persone non lo sanno. Magari la narrazione generale dice ok, si conclude tutto col certificato del medico, ma non è vero, nel senso che in realtà poi si dovrà comunque concludere la domanda in questo senso, quindi è necessario rivolgersi al nostro patronato. L'esempio che lei ha citato prima, ma lo citava anche il segretario, è la 104, no? Sì. Quindi questa è non neanche automaticamente viene data, uno sempre deve fare la domanda. Allora, la domanda parte con la riforma disabilità, adesso parte col certificato e tra l'altro non devo più scegliere se chiedere la 104 oppure no. Adesso è un riconoscimento omnicomprensivo della persona, dove dentro c'è anche la 104. In antecedenza invece dovevo scegliere se chiedere invalidità e anche 104. Adesso è tutto compreso, soltanto che una volta che l'INPS emette questo verbale dovremo stare attenti chiaramente a poter leggere questo verbale, che è diverso rispetto a prima, quindi anche le nomenclature, quello che è scritto nel verbale è diverso, non c'è più scritto handicap, comma 3, articolo 3, che cosa voleva dire? Chi ha avuto esperienza lo sa, vuol dire poter fruire dei permessi legge 104, e lo vedevo su un verbale distinto, c'era un verbale di invalidità e un verbale di 104. Adesso il verbale è unico. Il verbale però cambia anche la nomenclatura, come dicevo prima, quindi dovremo sapere cosa vuol dire disabilità lieve, disabilità media e disabilità grave. Chiaro. E quindi saper leggere. Esatto, tutto questo anche in caso di infortuni sul lavoro. L'infortunio ha una strada differente, che è un riconoscimento dato dall'INAIL.
Okay. Quindi si intraprende una strada parallela rispetto a quella della disabilità. Chiaro. Non è coincidente, ma possono viaggiare in parallelo in questo caso. Ecco. Così non stavo pensando, perché è sempre di disabilità acquisita, sì. Però si tratta. Quindi questa visita, certificato eccetera, quando può essere fatto? Se per esempio un bambino ha delle difficoltà, sì. delle disabilità eccetera, lo devono fare i genitori, sì. Se viceversa, cioè il tutor, come funziona? Funziona? Allora, la prima cosa è appoggiarsi a un medico competente. In questo caso sappiamo che ci sono i medici di base che conoscono bene la condizione chiaramente della persona, o rivolgersi anche a un medico di una struttura pubblica. Ma non solo, come patronato, come CISL, come INAS ci siamo attrezzati per dare risposta alla popolazione ove non trovassero risposta in altri medici, e quindi abbiamo il nostro medico legale organizzato in tutte le 4 strutture che sono in disabilità, in cui possiamo dare appuntamento e fare in un'unica giornata tutto il procedimento di riconoscimento sanitario e amministrativo, quindi non più suddividere in più giorni. Quindi in un'unica giornata uno riesce a fare tutto? In un'unica giornata riusciamo a dare servizio su tutto e quindi presentare una sola volta tutta la documentazione. Su prenotazione? Su prenotazione, esatto. Quindi perché bisogna fare anche la visita medica sì. necessariamente, quindi questa è l'altra cosa. Una visita medica con il nostro medico è anche competente, sono medici, tra l'altro i medici legali sono medici competenti che conoscono bene la normativa dell'INPS, quindi hanno già a che fare comunque con l'istituto e quindi possono anche consigliare su qual è la documentazione medica necessaria che possa dare adito a un congruo riconoscimento sanitario della persona. Ecco, l'altra cosa è che c'è una classificazione internazionale per certificare la disabilità, questo è un po' forse un'altra novità, no? Sì. Quindi, che però forse deve essere ancora acquisita. Sì, deve essere ancora acquisita, in questo caso non è ancora in corso. Quello che posso dire è che al momento c'è un riconoscimento differente rispetto a 3 patologie specifiche, che sono quelle dell'autismo, il diabete e della sclerosi multipla. In questo caso, su queste tre casistiche viene fatto un questionario specifico che si chiama VUDAS, è un acronimo inglese, quindi non sto qua a specificare chiaramente tutta la dicitura anglosassone, però è un questionario specifico che rivolge l'INPS a queste persone su queste 3 patologie perché rientrano dentro questo nuovo riconoscimento che poi ha un'ampia scala anche europea da questo punto di vista. Ecco, lei ha citato il diabete, ma diabete di tipo 1 o diabete tipo 2? di tipo 2 in questo caso. Diabete di tipo 2, quindi quando viene diagnosticato è bene che uno lo sappia perché può accedere a questo tipo, non so se poi è una cosa positiva o meno, perché certi dicono che farsi certificare o attestare certe quali di disabilità può essere... Sì, poi dipende dalla condizione della persona, anche lavorativa, ecco anche lavorativa. E familiare, ovviamente. E lo stesso per la sclerosi multipla, perché magari viene diagnosticata a una certa età, e poi bisogna fare delle valutazioni, delle considerazioni. Assolutamente. C'è qualcos'altro da aggiungere tra le istruzioni per l'uso? Rivolgerci sempre al patronato, sia che ci sia una domanda presentata da un proprio medico di fiducia, quindi che abbia fatto comunque la domanda al medico di base, non fermarsi alla domanda e andare comunque al patronato perché la domanda deve essere conclusa. Ecco, esatto. Altrimenti diamo un servizio unico presso le nostre strutture con il nostro medico e il nostro operatore INAS dedicato che non si fermerà solo sulla domanda amministrativa, ma farà anche una verifica anche su eventuali diritti che può avere la persona e consigliare anche come muoversi la persona. Un'altra cosa molto importante. E altre prestazioni che potrebbe aver diritto anche in fase successiva, questo è molto importante. E qua vi vediamo anche i numeri telefonici, abbiamo visto di Vicenza, di Treviso, poi di Verona. Segretario, nella chiusura che cosa si sente di dire? Comunque avete capito che c'è un percorso che è abbastanza complicato e difficile da poter digerire, diciamo. Ma comunque tutta la nostra rete CISL, la rete FNP sul territorio, i recapiti e gli agenti sociali della FNP sono pronti a dare l'aiuto, tutte le spiegazioni necessarie a poter usare il nuovo strumento nella maniera più opportuna e a supportare l'INAS poi a fare il passaggio successivo fino ad arrivare ad avere riconosciuto tutti i diritti e le prestazioni che vengono collegate a questa certificazione nuova che viene messa in campo. Esatto.
per tutte Rovigo non è stata menzionata, altre realtà non sono state Padova, menzionate. Rovigo e Belluno partiranno dal 1° gennaio 2027. Attualmente si comportano così come fino ad oggi si sono comportati. Perfetto. Io vi ringrazio, grazie Visegnano di essere stati noi, grazie anche al nostro esperto Inas CISL che è sempre molto preciso, a voi di averci seguito, quindi rivolgetevi agli sportelli per ogni necessità, prenotando naturalmente l'appuntamento. Buon proseguimento, buona serata.